Professor Giancarlo Corò, una nuova edizione, l'edizione 2017 dell'Urban Innovation Camp Active Learning Lab. Ecco, cosa consiste questo laboratorio? Allora, questo è un laboratorio didattico all'interno del quale 46 studenti provenienti da università diverse, lauree, in alcuni casi neolaureati, ci sono anche 8 richiedenti asilo con profilo universitario. Questi 46 studenti si misurano assieme a degli imprenditori, degli innovatori, in alcuni casi anche di natura istituzionale, come l'amministrazione comunale di Treviso su un progetto specifico, si misurano su questi progetti accelerandoli e cercando di vedere come poterli concretamente realizzare alla luce di metodi e tecnologie avanzate. Quindi è un laboratorio didattico all'interno del quale quindi gli studenti imparano qualcosa, ma è anche un laboratorio che cerca di produrre qualcosa che ha a che fare con il territorio, con il miglioramento delle condizioni di vita di questo territorio, renderlo più sostenibile, renderlo più inclusivo rispetto a quanto è già oggi. Quindi, come dire, l'idea che noi abbiamo di questo laboratorio è che è efficace dal punto di vista didattico, ma di elevato impatto sociale per quanto riguarda i risultati. Appunto una forma di didattica che l'Università di Ca' Foscari vuole valorizzare sempre più. Certo, riteniamo che l'innovazione didattica passa anche attraverso nuovi modelli organizzativi, non solo attraverso nuove tecnologie, assolutamente fondamentali nell'ambito della didattica, ma è anche attraverso una maggiore attivazione, una più consapevole partecipazione degli studenti ai processi di apprendimento. Quindi gli studenti in questo senso non vengono privati di strumenti teorici, concettuali e metodologici, piuttosto sono fortemente incentivati ad usare questi strumenti acquisiti, diciamo, nei percorsi più tradizionali di studio, usarli per realizzare progetti concreti, misurandosi appunto con delle imprese e istituzioni che propongono delle idee che gli studenti sono impegnati quindi a realizzare. Nello specifico, pochi proprio secondi per dire che 4 progetti, insomma quest'anno in particolare legati al tema dell'innovazione urbana e sociale. Uno appunto è la sperimentazione, realizzazione dell'Urban Center del Comune di Treviso, un'idea appunto che vuole misurarsi con le esperienze più avanzate a livello internazionale. Questo il laboratorio cercherà di fare. 2 temi riguardano questioni di inclusione sociale, uno l'inserimento lavorativo di figure con difficoltà, diciamo anche con problemi di apprendimento da un lato, quindi per l'età evolutiva, e invece per quanto riguarda la dimensione invece più sociale con disabilità o anche con difficoltà di integrazione come nel caso extracomunitario. Infine un progetto invece legato alla efficienza energetica, ma anche diciamo un modo più intelligente di utilizzare l'energia per illuminare la città, come un progetto appunto di smart social lighting in cui le comunità sono esse stesse coinvolte nella decisione dell'illuminazione ottimale del proprio territorio. Appunto 4 progetti, non solo degli esercizi teorici, gli obiettivi è realizzarli nel concreto. Assolutamente, realizzarli facendo appunto riferimento alle esperienze più avanzate su questi campi, utilizzando strumenti importanti anche di natura economica e finanziaria, perché alla fine si tratterà per tutti di fare dei piani veri di fattibilità e utilizzare anche strumenti appunto di valutazione finanziaria con dei modelli di business che rendano sostenibile anche dal punto di vista economico questi progetti. Quindi l'impegno è questo, ovviamente insomma, non su tutti i progetti, credo insomma, riusciremo ad arrivare allo stesso livello di attuazione, però l'impegno è che tutti alla conclusione di queste 6 settimane, quindi l'appuntamento a settembre nel vedere i risultati di questo laboratorio, l'impegno è ovviamente che comunque riuscire a fare un rilevante passo in avanti verso la realizzazione di questi importanti progetti per questo territorio.